Cari amici di Venti del Territorio, ben ritrovati a Roncade, siamo alla tradizionale festa dei fiori, siamo qui in compagnia di Paolo Giacometti che è il presidente della Pro Loco di Roncade. Ben ritrovato Paolo. Grazie, questa bellissima giornata di sole ci ha accolto in questo bellissimo paese dove c'è l'ennesima festa dei fiori. Festa dei fiori organizzata dalla Pro Loco di Roncade in collaborazione col gruppo Festeggiamenti di San Cipriano. Siamo oramai alla 40ª edizione, è una manifestazione in cui si abbinano i fiori, gli articoli per giardino, tutto quello che ha a che fare con la natura, con il giardino, con la primavera, visto che siamo in piena primavera e la giornata di oggi lo testimonia. Accogliamo la gente da mattino a sera. Oggi tutta la giornata saremo qua con varie esposizioni e vari articoli per la casa, per tutto. Poco fa abbiamo appena finito il giro di consegne con tutte le bancarelle, un centinaio di espositori e tanta gente che sta arrivando. Un centinaio di espositori, tanta gente sta arrivando e contiamo soprattutto nel pomeriggio ancora di più, visto che ci saranno anche degli spettacoli canori con un coro che canta, con alcune esibizioni anche di giocolieri per i bambini. È una festa per la famiglia, per i bambini, in occasione anche della festa della mamma, visto che oggi è la festa della mamma. Naturalmente la giornata è lunga, quindi la Pro Loco si è organizzata con un fornitissimo stand enogastronomico. Stand enogastronomico aperto dalle 11:30 a mezzogiorno, dove proporremo i soliti classici piatti e soprattutto anche tanta allegria, ecco, il modo di far festa nel vero senso della parola. Grazie ai nostri volontari ovviamente, perché la parola principale è il ringraziamento a tutti quei volontari che magari nascosti dietro alle cucine stanno lavorando e stanno preparando per accogliere tutti. Paolo, questa giornata ormai volge al termine per chi ci sta guardando, quindi non potranno essere qui presenti, però sicuramente il prossimo evento della Pro Loco a te un invito. Il prossimo evento della Pro Loco sarà il FLE con le notti bianche. Per la precisione ne faremo 3, una il 7 giugno qui a San Cipriano, una il 14 giugno a Biancade e una il 21 giugno la faremo in piazza Roncade. Sono i 3 eventi del FLE, Festival Luogo delle Emozioni, sono delle notti bianche in cui ci saranno manifestazioni anche lì, musica, canore, stand gastronomici, stare in compagnia. Ecco, il nostro scopo è quello di ravvivare il territorio. Paolo, noi ti ringraziamo dell'invito che ci hai dato, a tutti i telespettatori auguriamo una buona giornata. Quest'oggi vi siete persi questa bellissima giornata solata qui a Roncade con Roncade in fiore, però sicuramente avrete occasione di venire a giugno con FLE, come vi ha detto il Presidente. Noi vi aspettiamo per la prossima puntata ed eventualmente anche qui a Roncade il prossimo anno per la 41ª edizione. Un buon arrivederci a tutti e buona giornata.